Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma come di consueto iniziamo dai titoli. Migliaia di persone hanno sfilato per le vie della città di Vibo per dire no alla mafia all'indomani dell'operazione Rinascita Scott. La violenta mareggiata che si è abbattuta lungo la costa tirrenica cosentina ha provocato notevoli danni tra le località più colpite: San Lucido. Uno spaccato del lavoro dei poliziotti in servizio di notte tra richieste d'aiuto e rassicuranti pattugliamenti. Resiste forte e vivida la tradizione del giorno più bello dell'anno, dalla ritualità alla gastronomia. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Iniziamo questa edizione del nostro giornale parlando della violenta mareggiata che ha interessato la costa tirrenica cosentina. Molti i danni provocati e la situazione più critica a San Lucido. Il sole sulle onde, il mare è agitato, oggi affascina e inquieta. All'alba le onde altissime facevano davvero paura. La furia delle acque sul lungomare di San Lucido nel Cosentino ha provocato il cratere che vedete, tranciando di fatto le condutture dell'acqua e della rete fognaria. Ruspe è al lavoro, intervento straordinario per la vigilia di Natale al fine di ripristinare i servizi primari. Ci sono volute lunghe ore prima che il prezioso liquido tornasse a scorrere dai rubinetti nelle case del piccolo centro del Tirreno e in quelle dei villeggianti che hanno scelto di trascorrere le vacanze qui. C'è chi si è armato di vanga per allontanare il fango dal cancello del giardino della villetta, il rumore delle pietre trascinate dalle ruspe e la transenna che limita il traffico viario. Tamponata l'emergenza, i mezzi si fermeranno per tornare al lavoro subito dopo Santo Stefano il 27 mattina. I residenti preoccupati per il fenomeno dell'erosione costiera che interessa tutta la costa tirrenica abruzia. Solo 15 anni fa c'era una lunga spiaggia travolta dal mare, anno dopo anno ci dicono. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno lasciato traccia del passaggio, il fango sull'asfalto, a rischio la vicina ferrovia. Ci sono tratti del lungomare che hanno ceduto visibilmente. Ogni anno d'inverno il paese si riscopre fragile, così come l'intera fascia costiera. A San Lucido raccontano previsti 7 milioni per la messa in sicurezza del lungomare, soldi che di fatto non sono mai arrivati da queste parti. Così uno dei paesi tra i più belli e un tempo ambiti si ritrova in serie difficoltà. Questo Natale si è riusciti a ripristinare la normalità dei servizi, ma le ferite sul lungomare restano e pesano sul futuro. Spostiamoci a Vibo per la passeggiata della legalità organizzata da Libera. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone. Questa manifestazione è stata organizzata all'indomani dell'inchiesta firmata dalla DDA di Catanzaro, Rinascita Scott. In migliaia hanno aderito alla marcia promossa da Libera a Vibo Valentia all'indomani dell'operazione Rinascita Scott della DDA di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. La società civile ha voluto mostrare così la propria vicinanza agli uomini e alle donne dello Stato, delle forze dell'ordine e della magistratura che quotidianamente si battono per affermare la legalità sui territori. Il corteo si è concluso di fronte al comando provinciale dei Carabinieri di Vibo. Abbiamo cercato di mettere Vibo al centro dell'attenzione perché Vibo lo meritava. Era la provincia forse più esposta dal punto di vista dell'oppressione criminale. Abbiamo cercato di dare un segnale forte, la DDA di Catanzaro ha fatto quell'operazione che adesso è sotto gli occhi di tutti. La presenza massiccia di gente a questa manifestazione mi rincuora, vuol dire che stiamo lavorando bene, stiamo andando nella direzione giusta. È un giorno di festa non solo per noi carabinieri, per quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per la gente di Vibo. Del resto il nome dell'operazione che è stata portata a termine è simbolico e mi piace notare che è stato già condiviso e se ne è appropriato la gente, Rinascita. L'operazione Rinascita Scott, lo ricordiamo, con 334 arresti ha colpito le cosche egemoni nel Vibonese, ma ha svelato anche i rapporti esistenti tra 'ndrangheta, politica, professionisti. Ha dimostrato ancora una volta la pervasività dell''ndrangheta,
che è capace di pervadere ed invadere i settori della politica, dell'economia, della società civile, per cui è un'operazione che ha mostrato ulteriormente questa capacità che ha l''ndrangheta da decenni ormai di invadere e pervadere questi settori delicatissimi per il convivere civile, e questo lo fa grazie ai proventi enormi economici che riesce a muovere, ma lo fa anche grazie alle quelle che io chiamo le cococò, le collusioni, le corruzioni e le connivenze che dobbiamo assolutamente purificare. Oggi dunque una grande manifestazione per testimoniare l'esistenza di una coscienza nuova da parte dei cittadini, molti i giovani che hanno aderito all'iniziativa e che hanno raccolto l'appello lanciato dal procuratore Gratteri. Bisogna prendere soprattutto l'appello del procuratore Gratteri, che ha detto di scendere in piazza e di manifestare attivamente contro la mafia. Noi dobbiamo confidare nell'operato della magistratura, ma dobbiamo essere anche dei cittadini attivi, impegnati alla lotta contro la mafia e tutti i fenomeni di tipo mafioso. E a proposito dell'inchiesta Rinascita Scott, il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, ha sospeso dalle cariche il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo e il consigliere comunale di Vibo Valentia Alfredo Antonio Lobianco. Callipo e Lobianco sono stati raggiunti appunto da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha disarticolato tutte le organizzazioni di 'ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca mancusa di Limbadi. Il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo si è dimesso nei giorni scorsi proprio dalla carica. Nei prossimi giorni sulla nostra rete andrà in onda uno speciale dal titolo Notte in volante, il racconto di una notte vissuta al fianco degli agenti di polizia durante il servizio in città, un breve reality che mostra uno spaccato del lavoro delle forze dell'ordine e il volto notturno dei centri urbani. Avete mai vissuto una città di notte attraverso gli occhi della polizia? Noi siamo saliti su una volante e siamo stati a stretto contatto con le pattuglie che perlustrano le aree del centro urbano e delle periferie. Abbiamo visto come funziona la macchina del pronto intervento, la centrale operativa, cervello della questura, che raccoglie le chiamate e le segnalazioni da parte dei cittadini. Mi dai l'indirizzo? Va bene, mando subito la volante. Abbiamo ascoltato i racconti degli agenti, le loro esperienze più coinvolgenti e complicate, quelle che lasciano il segno. Le condizioni della bambina erano sempre più critiche per una mancanza di ossigeno che non perveniva più alle vie respiratorie per l'ostruzione che si era creata. Ho ritenuto opportuno non richiedere l'ausilio del 118, che probabilmente sarebbe arrivato in ritardo per quanto loro sono celeri, ma di porre questa bambina nella nostra autovettura di servizio e con i sistemi di emergenza portarla subito in ospedale. Siamo stati con loro durante gli interventi più delicati, vicende di cronaca. Sempre abbastanza rassicurato, però in questi casi non bisogna mai abbassare la guardia. Tant'è che i colleghi comunque sarebbero pronti anche a una sua eventuale reazione. E interventi di soccorso e supporto agli invisibili che di notte popolano la città. Vuoi che ti troviamo un posto dove dormire stanotte? Prossimamente su Tente Europa Network, Notte in volante. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Svaligiavano le auto parcheggiate sul lungomare di Roseto Capospulico nel Cosentino, arrestati dai carabinieri un 59enne e la nipote 30enne, entrambi baresi. I due sono accusati di furto aggravato. L'indagine è partita dalle denunce dei villeggianti. Al vaglio dei militari le immagini degli impianti di videosorveglianza. La tecnica, secondo quanto emerso, era sempre la stessa. Entrambi si vestivano da bagnanti, poi la donna fungeva da palo e il complice ha avuto il via libera, svaligiava l'autovettura. Dopo il colpo entrambi fuggivano a bordo di una micra. Almeno 3 i furti accertati, trafugati telefonini e soldi.
era caduta a terra nella sua abitazione a causa di un malore ma non riusciva ad alzarsi. Un'anziana donna che vive da sola è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato di Crotone. I poliziotti delle volanti, dopo la segnalazione, hanno rintracciato la donna che era in stato confusionale affidandola alle cure del 118. Oltre 300.000 articoli natalizi tra luminari e giocattoli e adesivi natalizi destinati alla vendita, ma privi dei contenuti minimi informativi obbligatori e quindi potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza. 4 le attività commerciali coinvolte, situate nell'area urbana cosentina. I responsabili sono stati segnalati. Con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, 2 fratelli di 19 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Satriano durante una perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato diversi involucri in cellofan contenenti oltre 70 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. C'è una buona notizia per quanto riguarda gli agricoltori calabresi. In una nota diffusa dalla Regione si legge che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l'organismo pagatore Arcea comunica che sono stati elaborati 4 kit decreti di pagamento, il numero 83, 84, 85 e 86, e che sono state liquidate a 5.265 agricoltori calabresi risorse pari quasi a 20 milioni di euro. Appunto, come dicevamo, lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Regione, che aggiunge: i 20 milioni di euro erogati in questi giorni vanno a sommarsi ai circa 79 milioni già liquidati nelle settimane passate. Cambiamo decisamente argomento: le tradizioni del Natale, il periodo più magico dell'anno. E tra queste tradizioni ovviamente quello del presepe vivente. Noi vi mostriamo appunto le immagini del presepe vivente di Laino Castello. A Laino Castello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, da 20 anni, il 26 dicembre e il 6 gennaio, la Natività viene rappresentata nell'antico borgo con il presepe vivente. Quest'anno l'evento è particolarmente atteso e sentito, in quanto lo scorso anno il presepe vivente di Laino Castello è stato pluripremiato dalla prestigiosa giuria dell'opera presepiale internazionale Presepium Historiae Ars Populi ed ha varcato i confini regionali, imponendosi all'attenzione nazionale ed internazionale. Un riconoscimento prestigioso che già dallo scorso anno ha attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Quest'anno saranno oltre 200 gli attori, tutti abitanti del posto, che daranno vita a 26 scene allestite nelle grotte naturali. Un impeccabile servizio navetta, suggestioni enogastronomiche e la calda accoglienza degli abitanti faranno il resto, trasformando il percorso dei visitatori in una magnifica avventura. Il presepe vivente di Laino Castello da qualche anno è diventato anche simbolo di rinascita dell'antico borgo che, dall'abbandono in seguito al sisma del marzo 1982, sta tornando sempre di più, anno dopo anno, alla vita. L'appuntamento a Laino Castello è alle ore 16 del 26 dicembre per vivere insieme la magia della Notte Santa che ha cambiato la storia dell'umanità. E a Villa Rendano a Cosenza è stata allestita una bellissima mostra di presepi artistici curata dalla sezione cosentina degli Amici del Presepio. È stata inaugurata a Villa Rendano la mostra d'arte presepiale promossa dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e curata dall'Associazione Nazionale Amici del Presepio, visitabile tutti i giorni fino all'Epifania, e ci sono tante altre novità. Un'occasione per coniugare ancora una volta l'innovazione tecnologica che comunque ha qui sede grazie al Museo Cosenza Itinera e la creatività, la tradizione artigiana che è quella del presepe così radicata nel nostro territorio e così anche seguita dalle famiglie, dalle scuole, dai bambini. Abbiamo previsto 2 iniziative, 2 laboratori, il 27 dicembre alle 17 e il 2 gennaio sempre alle 17, proprio finalizzati a ispirare un po' i bambini con questa
appunto tradizione così bella, ma che in alcune case si è anche persa oggi. Quindi l'idea è quella di venire a creare qui il proprio pastorello di argilla oppure la propria casetta e quindi visitare questa mostra e appunto cogliere l'occasione anche per reimmergersi nella storia con il nostro percorso multimediale, che appunto è una porta d'accesso privilegiata alla storia della città. La mostra durerà fino al 6 gennaio, nel frattempo sono previste altre iniziative che verranno comunicate di volta in volta sul sito internet di Villa Rendano, sulla pagina Facebook, Instagram. Una di queste sarà una premiazione di un concorso, diciamo un'iniziativa proprio curata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che sarà il 29 pomeriggio. È un modo per collegarsi, per congiungere il 2019 con il 2020, che inizierà con gli aperitivi culturali il 10 gennaio per poi accompagnarci fino a giugno. Gli aperitivi culturali sono 3 tipologie di incontro che, come gli anni passati, prevedono il format, diciamo che con la visita al museo dalle ore 17, la partecipazione all'evento, che può essere o un concerto di musica o un seminario sulla storia della città antica o dialoghi sui musei del XXI secolo, più degustazioni di vini calabresi. Recite, canti, rappresentazioni. Il Natale è anche questo per i bambini delle scuole che si cimentano, grazie anche all'impegno dei docenti, in lavori extradidattici, un modo per esprimere la propria creatività divertendosi con i compagni prima del periodo festivo. Vediamo nel prossimo servizio 2 esempi delle scuole di Cosenza. È il gesto di amore più bello che ognuno di noi possa fare nei confronti degli altri. Per i bimbi delle prime elementari è il primo periodo di festività natalizie dopo l'inizio dell'esperienza scolastica, un meritato periodo di riposo con qualche compito per le vacanze e tanti regali. Eccoli i piccoli alunni delle sezioni A e B dell'Istituto Don Milani de Matera di Cosenza, diretto da Immacolata Cairo, alle prese con i canti e i cori della recita di Natale. Oltre all'impegno didattico, le maestre si sono dedicate alla realizzazione di questa rappresentazione, che ha trovato i bambini pronti a calarsi nello spirito natalizio con grande entusiasmo. Questa invece è la recita della scuola primaria Mattia Preti di Viale Cosmai, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Gullo. Le classi, riunite nella chiesa di Santa Maria, Madre della Chiesa, hanno intonato i canti di Natale per augurare buone feste a tutti. Adesso vediamo il tempo previsto per le prossime ore in Calabria, il nostro meteo. Le festività natalizie sulla nostra regione saranno caratterizzate da tempo tutto sommato stabile, salvo possibili deboli disturbi in particolare lungo i litorali tirrenici. L'imminente miglioramento sarà favorito dal progressivo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa occidentale, che nelle prossime ore tende ad estendersi anche sull'Italia e di conseguenza sulla nostra regione. Tuttavia, trovandosi sul bordo orientale di questa vasto anticiclone, la Calabria potrebbe essere interessata nel corso del primo fine settimana da correnti più fredde provenienti dall'area balcanica, ma di questo eventualmente ne riparleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Domani parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici, con possibili deboli piovaschi. Altrove generalmente da poco a parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in leggero rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno, con venti moderati a tratti forti di direzione occidentale. Mosso il Mar Ionio, con venti che spireranno dai quadranti occidentali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata e buon Natale.